Il sole, le giornate che si allungano, le temperature che tra poco diventeranno primaverili. Difficile resistere alla passeggiata o alla gita sui colli, ma combattere il coronavirus significa rinunciare a tutto questo. E così i sindaci dei Colli Euganei si stanno attrezzando per rispondere compatti ai comportamenti scorretti di chi si prepara a non rispettare l'invito a rimanere in casa. Nel prossimo fine settimana i controlli delle forze dell'ordine si annunciano già rinforzati rispetto agli ultimi giorni e i sindaci si mobilitano. Non ci possiamo permettere in questo momento di abbassare la guardia ed è in questo senso che Teolo nei prossimi giorni procederà con un'emissione di ordinanze restrittive all'utilizzo dei parchi pubblici. Alcune strade, verrà chiusa la strada che porta al Monte della Madonna al Parco delle Fiorine, verrà chiuso l'anello ciclabile dei Colli Euganei assieme agli altri sindaci del Parco Colli. Intanto prosegue l'opera di informazione effettuata dalla Protezione Civile. Durante i controlli effettuati nelle scorse ore, molti cittadini si sono giustificati affermando di non sapere esattamente quali erano i divieti e quanto sia indispensabile compilare l'autocertificazione. Ecco quindi l'importanza di diffondere le informazioni ufficiali. In questi giorni la Protezione Civile sta passando per i quartieri invitando la cittadinanza a rimanere a casa e a rispettare le regole. Solo assieme, rispettando appunto le regole, cercando di usare il cervello, usciremo da questa situazione e allora sì potremo dire che sarà andato tutto bene. Oggi non possiamo ancora dirlo. Nei prossimi giorni infatti verranno intensificati i controlli anche lungo le piste ciclabili che devono essere utilizzate al pari delle strade solo per motivi di necessità. Alcune ciclopedonali sono già state chiuse o stanno per essere chiuse in vari comuni nell'Alta Padovana come a ridosso dei colli.